Non possiamo più ignorarlo, non conviene a nessuno. La droga è un fenomeno sociale anche da noi. E forse non poteva essere diversamente. Continuare a pensare che non ci appartiene a questo punto potrebbe essere fatale. Dalla comparsa dei primi sintomi sono trascorsi 10 anni, 10 lunghi, tragici anni fatti di morti, di intossicati. L'errore, ma siamo certi che si tratti di un solo errore, è di avere lasciato i nostri giovani soli, soli a risolvere problemi più grandi di loro, più grandi di noi anche. È un problema molto importante, molto serio, grave direi. Ne sentiamo parlare continuamente, sentiamo parlare di ragazzi che ne muoiono. Purtroppo possiamo dire quello che sappiamo, insomma, delle informazioni piuttosto generiche, perché né gli insegnanti sono abbastanza preparati e né i ragazzi. Ci basiamo molto su quello che leggiamo, su quello che sentiamo e potremmo dire qualcosa. Forse potrà essere utile. Io penso che si potrebbero anche curare, cercando di disintossicarli, come si può dire? Dovrebbe starci l'aiuto di tutti, dovrebbe esserci. In che senso pensi? Cioè, aiutare questo, insomma, drogato a fargli capire che cosa è la droga e neanche chiedere agli spacciatori insomma, di aiutare anche loro e non di pensare soltanto alla ricchezza. Per me, quando si sono usciti da questa droga, toccherebbe aiutarli nella società, accoglierli in un modo benevole e fargli capire che... Tu lo faresti? Io sì, li aiuterei volentieri. Ma tocca vedere pure se tua madre lo permette, perché se tua madre secondo me sapesse che se tua madre sapesse che tu per esempio vai in giro con un drogato, secondo me ti farebbe uscire. Un drogato, anche se non hai soldi, fa di tutto, va a rubare, ammazza, rapina, fa quello che vuole per la droga. Sono persone che si scoraggiano, si sentono senza aiuto e allora continuiamo a prendere questa droga. Una terza media a Roma, la capitale. Luoghi comuni, ingenuità, informazioni da fotoromanzo. Non è certo da qui o da altre 1.000, 100.000 scuole italiane che vedremo apparire un'immagine poco reale del tossicodipendente, del drogato, come si dice comunemente, ignorando o fingendo di ignorare la carica di razzismo che la parola contiene. Del resto la scuola è stata tenuta di proposito lontana da questi problemi, nella convinzione, o meglio, nella paura che a chiamarlo per nome, il diavolo, si correva il rischio di vederselo spuntare davanti. E così si continua a parlare del tossicomane come di uno strano abitante di un assurdo pianeta che non conosciamo e che nemmeno vogliamo conoscere. Ci fa paura già solo l'idea di vedere come è fatto. Figuriamoci perché. Gli stessi ragazzi dicono: qualunque genitore non si consentirebbe mai di frequentare uno di questi esseri, e si capisce anche, basta avere un figlio per capirlo. Lo si vorrebbe proteggere da tutti i rischi possibili, tenere lontano dai pericoli, vedere sereno e spensierato come adesso.
ma come si fa a proteggerlo da qualcosa che non conosciamo? Riusciremo mai a tenere lontani i nostri figli, quelli buoni, da quegli altri, i cattivi, solamente alzando tra loro un reticolato? Non è invece preferibile analizzare, studiare, cercare di capire chi sono questi giovani, da dove vengono e che cosa cercano, magari partendo dall'idea che sono i giovani di sempre, a cui è toccato in sorte di vivere in un'epoca diversa? I giovani di oggi non sono né migliori né peggiori di quelli di un tempo, solo che questo tempo ha fornito loro anche una possibilità di risposta che è data agli stupefacenti. Forse mai come in questo periodo i giovani hanno conosciuto che cosa è la solitudine, ciò è paradossale in un mondo che è in un correre vorticoso e che sembra sovraffollato. E forse per la prima volta la generazione giovane di oggi ha sperimentato che cos'è la solitudine tra la gente. Una solitudine nuova, che è tipica del nostro tempo. Quelli di una volta non l'hanno conosciuta. È figlia dell'epoca industriale, della cosiddetta civiltà del benessere ed è massima nelle società opulente, dove gli uomini hanno l'obbligo di andare avanti, di inseguire promozioni e ricchezze, di abitare in case di lusso da usare però solo come dormitori, per paura della solitudine, quella che ci opprime ogni giorno in mezzo agli altri e che ci portiamo appresso dentro come un male oscuro. Qualche volta c'è anche chi prova a sfidarla, a guardarla in faccia, però poi dovrà pagarne il conto. Da dove vieni? Da Napoli, Quanti anni hai? 17 e mezzo. Perché non stai a Napoli? Oh, non vado d'accordo con mio padre. Quanti fratelli hai? 12, 6 maschi e 6 femmine. Come fai a campare qui? Non so, non so nemmeno Che cosa pensavi di trovare a Roma? di trovare un lavoro. Ma poi Vedi cosa c'è scritto lì? sì, LSD. Hai mai preso la droga? No, mai. Mai. Perché? Fa male. Tu hai bisogno di soldi, vero? Sì. Se qualcuno ti chiedesse per esempio di vendere qualche bustina, No, non lo farei, perché quella è una cosa che si rischia. Posso andare in galera per un rischio troppo grosso, un anno e mezzo, quella è droga. senti Giorgio, perché non te ne torni a Napoli? Come stanno le cose non posso. Perché non puoi? Sono in male condizione, non potrei tornare mai. Per ora alla droga si dice di no. Fa male ed è anche pericolosa. Ma dopo non c'è il rischio che l'amarezza, la delusione, la solitudine avranno la meglio? Sopra, intanto, la vita continua, con il ritmo di sempre. Frettoloso e distratto, con 1000 problemi, alcuni veri, tanti altri falsi, ciascuno di noi prosegue la sua corsa, senza soste, il tempo della coincidenza e via, verso la meta finale. Ma quale? Beh, lasciamo perdere. Quel che conta, ma non ce ne accorgiamo, è che più noi corriamo e più la realtà si allontana, si deforma. E gli altri, i compagni di viaggio, diventano solo uno sbarramento da abbattere, un ostacolo da superare. E allora via, a spintoni o a gomitate, non ha importanza, pur di garantirsi un posto a sedere, magari vicino all'uscita, così saremo primi anche a scendere. L'importante è non restare indietro, fuori dal convoglio, emarginati, come si dice. Il problema reale è l'emarginato e l'emarginazione. La tossicomania è una
delle espressioni dell'emarginazione. Tra l'altro, forse neppure la più diffusa, ma ne esistono ben altre, vanno dalla prostituzione maschile, femminile, al carcere, ai problemi del disadattamento giovanile in genere, e ogni storia è una storia diversa dall'altra. Anche se onestamente bisogna dire che non è un caso se ormai la tossicomania è diventato un fenomeno di massa, e non è un caso che ha coinvolto quelle masse giovanili che meno erano difese da un punto di vista culturale, economico e sociale, come ad esempio il sottoproletariato urbano, l'immigrazione stessa, eccetera. Ecco, non è un caso che abbia colpito proprio queste fasce di gente meno difesa nei confronti dei cambiamenti sociali. Quando ci si trova di fronte al tossicodipendente, ormai c'è già stato tutto un cammino precedentemente fatto, che è fatto di famiglia che c'era oppure non c'era, ma certamente non ha avuto una presenza positiva, rapporti con l'istituzione. Allora bisogna fare volontariato perché cambino le condizioni sociali da cui si produce emarginazione e da cui poi provengono i nostri amici. E allora bisogna che sia un volontariato di provocazione, di stimolo nei confronti di chi? Ma nei confronti del consorzio civile, degli enti pubblici, che devono fare una programmazione di lotta non alla droga, non alla prostituzione, ma all'emarginazione. Il discorso diventa politico. Ci par già di sentire le critiche. Possibile che non si riesca a parlare di droga, che per i più è solo una malattia, senza parlare della società, della scuola, della famiglia? Si avvia un'inchiesta sui figli e inevitabilmente si finisce per mettere sotto accusa i padri e il loro modo di gestire la cosa pubblica o quella privata. Il discorso della famiglia è anche un discorso mal recepito, la gente non accetta volentieri che si dicano queste cose, anche se ne riconosce lontanamente un po' la verità. Certamente, a parte situazioni rare, eccezionali, circostanze per cui si può imputare al caso il fatto che questo figlio si sia venuto a trovare in condizioni ambientali esterne alla famiglia che lo hanno indotto al consumo della droga, in realtà in molte famiglie c'è la tendenza a creare un capo espiatorio, un soggetto che praticamente finisce per essere aggravato di tutti i pesi, di tutte le responsabilità delle cose che vanno male e che si viene a trovare quindi nella posizione di emarginato, di quello messo nell'angolo, questo naturalmente a livelli anche inconsapevoli, non è che la famiglia compia o la comunità compia questi atti in maniera consapevole. E questo naturalmente è un soggetto disponibile per l'emarginazione e quindi anche per la droga. E va bene, solo che dobbiamo risolvere contemporaneamente qualche altro problema. C'è per esempio da rispondere a chi crede che, messa in questi termini la questione, si rischi di deresponsabilizzare il soggetto, oppure a chi, vedendoci dentro una coloritura di sinistra, risponde da destra che pure ci sono, fortunatamente ancora, tanti bravi giovani che lottano, si danno da fare e arrivano anche. Insomma, come la mettiamo con le etichette che vanno da destra a sinistra e viceversa? In questo caso davvero queste distinzioni ci stanno come i cavoli a merenda, proprio, no? Nel senso che su questo problema è un problema di persone, di gente con nome e cognome che soffre concretamente. Ecco, fare dell'ideologia o del partitismo su questi problemi vuol dire proprio non solo non aver capito niente, forse aver capito troppo, aver capito che serve il drogato, serve la prostituta. E no, non è corretto. Però è successo anche questo, mentre il numero degli intossicati saliva. Non si è capito, si è finto di non capire che una battaglia così importante va combattuta solo con la forza delle idee, le quali per essere veramente efficaci devono essere oneste, genuine e disinteressate. Credo che in generale si tratta di una crisi di valore. Nel passato era più facile appellarsi ad una tradizione che avesse un consenso indiscusso. Oggi non è più così. E sono convinto che i valori che la generazione precedente ha trasmesso loro non corrispondono esattamente con quello che loro cercano.
Penso che la generazione dei genitori aveva delle preoccupazioni diverse, il centro era la ricostruzione. I giovani non sentono più questo problema negli stessi termini. Hanno esitato di fronte alla tradizione che hanno ricevuto, ma hanno cercato una loro scelta in questi campi che sono per lo più estranei e devianti, come quelli della droga e della tossicomania in generale. Di là da tutto, però, di tentativi se ne sono fatti, a volte addirittura partendo da posizioni e culture decisamente lontane, dove si cercava ciò che, in fondo, ogni uomo ha a portata di mano, nella propria coscienza, nel profondo dell'anima, ammesso che vi sappia penetrare. Bring yourself into Cobra Pose. E invece di trovare un approdo sicuro, religioso o politico che fosse, si è continuato a navigare in un mare in tempesta, dimenticando che la storia e le tradizioni non si inventano. E allora? Tanta confusione o al massimo scelte provvisorie di tipo contemplativo, accettate e vissute solo come fuga dalla realtà. Eppure il dramma, questo sia autentico, in molti casi si è consumato. Io non voglio fare un gran discorso come ha annunciato qualche giornale, dirò semplicemente una mia esperienza. 2 mesi fa a Venezia si è presentato un giovane sacerdote salesiano, il quale fa a Venezia pressappoco quello che qui fa Don Mario Picchi, un centro, una specie di comunità, ma mai esposto le sue difficoltà. Diceva: sono quasi solo, mi pare che non mi capiscono, bisognerebbe che attorno a me e attorno a quelli che lavorano ci fosse tutta una catena di cuori che capissero. Si tratta di ammalati, non sono dei delinquenti, sono poveri giovani che le circostanze della vita hanno portato proprio ai margini e che hanno tanto bisogno di comprensione, loro e anche noi che di loro ci occupiamo. E mi spiegava, cioè, sa, questi giovani sono arrivati alla droga perché o non si sono sentiti compresi, forse a torto in famiglia, o non hanno trovato un centro di interesse, o non avevano amicizie serie. Per recuperarli bisogna che si trovino insieme, che vedano di essere amati, dopo potremo restituirli alla famiglia, naturalmente con l'aiuto anche della religione, perché tante volte la droga dipende dal fatto che qualche giovane non sa perché, a quale scopo si deve vivere. Quindi io ho detto: caro Don Gianni, cercherò di aiutarti, raccomanderò alla diocesi. Non ho potuto mantenere la promessa perché intanto mi hanno fatto Papa, ma quello che non ho potuto fare a Venezia lo faccio adesso. Non lo fece neanche dopo, da Papa. Giovanni Paolo I non ne ebbe il tempo. Nei suoi 33 giorni di pontificato riuscì però a indicare al mondo con quale disposizione d'animo si deve guardare alla vita e quindi anche alla droga. Una lezione di umiltà e di amore la sua che forse può aiutarci anch'essa a capire meglio un fenomeno che, se non controllato, rischia di travolgerci. Le cifre sono quelle che sono, provvisorie, frammentarie, ma soprattutto imprecise. Secondo stime più o meno ufficiali, in Italia i tossicomani sarebbero 3.500, secondo altri 2.538. Da un ragionamento complesso, ma non per questo da scartare, fatto dalla DEA di New York, il nuovo Narcotic Bureau, la cifra potrebbe anche aggirarsi attorno a 40.000. Lo si ricaverebbe da uno strano calcolo basato sulla quantità di droga che ogni anno si riesce a sequestrare e che generalmente è pari al 10% di quella che realmente circola.
e nel 77 la polizia italiana ha messo le mani su 62 kg di eroina. Ma non è importante. Quella che conta invece è un'altra statistica, più vera, più agghiacciante. 26 morti nel 75, 31 nel 76, 40 nel 77 e certamente di più nel 78. Insomma, cambiano i dati, ma il problema comincia ad essere uguale a Roma e a Parigi, a New York e a Manila. Io ho cominciato a drogarmi all'età di 13 anni. Io ne posso parlare perché ne sto appena uscendo. Sono 19 mesi che sto facendo del mio meglio per uscirne. E sono 19 mesi che non tocco più droga. Io ho usato droga per circa 6 anni. Ho cominciato quando ne avevo 13 perché mi sentivo sola. Mi sembrava che nessuno si preoccupasse di me. Non dico che mia madre non abbia fatto di tutto per allevarci, solo che voleva tirarmi su in un modo molto diverso da come io desideravo. Lei voleva che diventassi una moglie con tanti bambini, solo una madre come lei. Io invece volevo molto di più dalla vita e così mi ribellai. Cominciai a sentirmi sola e incompresa e presi a frequentare i ragazzi del nostro quartiere e con loro cominciai anche a drogarmi. Mi faceva credere di trovarmi fra amici. Più tardi mi accorsi che non erano veri amici. Quelli che fanno uso di droga non hanno amici. Nella mia famiglia sono l'unico che si droga. A volte ripenso alla mia vita passata e non riesco a capire perché ho cominciato. Penso sia stato per delusione. Ho sempre voluto troppo dalla vita. Ma lo volevo senza faticare, senza pagare. Lo volevo e basta. Ma la realtà è molto diversa invece. Mi unii ad un gruppo di amici che la pensavano come me e con loro ho cominciato prima a rubare e a truffare e poi anche a drogarmi, fino ad arrivare all'eroina. All'inizio mi sembrava di essere felice ogni volta che prendevo la dose. Poi, piano piano, mi accorsi che nemmeno quella serviva e che la felicità, se esiste, certamente non la trovi in quel modo. Lo capisci a un certo punto, ma non ce la fai lo stesso a venirne fuori. Le storie dell'uomo sono tante, ma sono sempre le stesse, perché in fondo la radice umana è fatta sempre delle stesse cose. Sogni, delusioni, piaceri, dolori, illusioni, speranze. Ma in questa radice comune poi naturalmente il modo di vivere queste sensazioni, il modo di risolvere queste problematiche, naturalmente sono svariatissimi i modi. Per me l'anno decisivo è stato il 68, il maggio del 68 a Parigi, all'epoca delle barricate. Sono sempre stato alla ricerca di qualcosa di diverso. Mi chiedevo chi fossi e perché fossi al mondo. Poi, appena ci furono le barricate del 68, vi presi parte nella convinzione che fosse una cosa importante. E invece anche lì delusione, violenza, sangue e sofferenza. Fu un mio amico a dirmi un giorno: "Toh, prendi questo, ti aiuterà." Era oppio. Ho continuato convinto di star meglio e prima di prendere la dose lo pensavo, ma poi invece stavo peggio di prima. Mi sentivo ancora più depresso, ancora più inutile. E pensare che prima ero un bravo musicista, scrivevo delle buone musiche e ora non posso suonare nemmeno la chitarra perché mi tremano le dita. Adesso sono 6 mesi che non tocco più nulla e già comincio a capire che è stata tutta una follia. Il paradiso non lo trovi certo nella droga. Bisogna cercarlo nella vita, nel calore del sole, nel profumo degli alberi, nel correre con una ragazza che ti vuole bene, nell'amore. Io non so perché ho cominciato. Forse perché i miei genitori non mi amavano abbastanza, o perlomeno non quanto io desideravo. La verità è che siamo troppo soli nella vita. E così scappi di casa e vai alla ricerca di amici che abbiano lo stesso tuo problema. Solo che quando li hai trovati, scopri che proprio perché hanno lo stesso tuo problema, non gliene frega niente di te. Ti fanno tutti dei bei discorsi, che la vita è uno schifo, che è meglio starne fuori, che noi siamo diversi. E poi per una dose ti ammazzerebbero. 5 storie, 5 casi,
insieme diversi e somiglianti, come avviene per tutte le vicende che hanno per protagonista l'uomo. Qui forse ci troviamo di fronte però anche a protagonisti particolari, in qualche modo fregati, come si dice, dalla stessa loro natura, dalla dimensione stessa dei loro desideri. Mia madre non mi voleva bene perché voleva che crescessi come lei. Oppure, ho sempre cercato qualcosa di diverso, di straordinario. O ancora, volevo tutto dalla vita, ma senza pagarlo. Beata ingenuità, come se non sapessimo tutti che le mamme, da che mondo in mondo, hanno sempre desiderato di diventare nonne, che le imprese eccezionali capitano a pochissime persone e generalmente per puro caso, oppure che nella vita tutto si paga e niente si ottiene gratis. Forse già siamo in possesso di una chiave, una delle tante che servono per cominciare a capire qualcosa del problema. Un problema che forse si riesce a comprendere nella sua complessità solo procedendo per gradi, in un'altalena continua tra il soggetto interessato e l'ambiente che lo circonda. A questo punto, per esempio, sorge il sospetto allora che senza volere minimamente discutere la necessità di modificare e migliorare la società per influire direttamente sulle condizioni che creano emarginazione, qualcosa non funzioni indipendentemente da tutto nella personalità di chi si butta o viene buttato in braccio alla droga. Insomma, mette conto forse vedere di definire meglio il tossicomane. Il tossicomane è un individuo che soffre, un individuo che ha sofferto per varie ragioni, sue psicologiche individuali o di un suo modo errato di affrontare una determinata situazione, ma certamente è un uomo che soffre, è un individuo, è un essere umano che soffre e che cerca nella droga una stampella a questa sua sofferenza. Ed eccoci a un primo punto fermo. Come dire che dopo anni di polemiche e di divisioni, finalmente si comincia a essere d'accordo su qualcosa. Per esempio sul fatto che la tossicomania è un disturbo, diciamo così, che può certamente trovare terreno fertile all'esterno, ma che fondamentalmente va vista e studiata in stretta relazione con il soggetto che ne rimane vittima. E, a costo di apparire ingenui, soggetti così come e dove possono essere curati? Curati forse è una parola piuttosto ottimistica, vengono avviati quando i pazienti lo accettano o quando si ravvisa una situazione di gravità particolare negli ospedali generali e non in reparti speciali per tossicomani. Anche prescindendo dalla cattiva situazione ospedaliera italiana, che certamente non è all'altezza per poter affrontare i problemi strettamente medici del tossicomane, dirò subito che anche se fosse un ospedale ideale non sarebbe mai in condizione di risolvere a fondo i problemi del tossicomane, in quanto che i problemi del tossicomane sono solo in qualche caso e in qualche fase del decorso della tossicomania di ordine medico. Ad alcuni danni il medico può forse rimediare, ai danni organici per esempio, o a certi sintomi dovuti all'astinenza, sempre tenendo conto ovviamente del tipo di sostanza assunta. Nel caso dei danni organici questi variano a seconda del tipo di droghe che vengono usate. C'è sempre un organo che è molto impegnato, come del resto per qualsiasi altra causa tossica, che è l'organo epatico. La maggioranza però di queste droghe è soprattutto conosciuta per quelli che sono gli effetti sul sistema nervoso centrale, dove alcune di esse, per esempio le anfetamine e i barbiturici, possono provocare dei danni organici chiari, diciamo riscontrabili sul tavolo autoptico, e altre, come gli oppiacei, possono determinare alterazioni del biochimismo cerebrale tali da portare poi a quei comportamenti che conosciamo, senza lasciare tracce vistose da un punto di vista di danno organico. Se noi prendiamo un eroinomane, non gli somministriamo, evitiamo che egli assuma dell'eroina a partire dalla 6ª ora dall'ultima somministrazione, vedremo in lui insorgere, emergere piano piano dei sintomi via via aggravantisi,
gomito, la diarrea, i dolori addominali, i dolori, i crampi muscolari, la sensazione di freddo, l'orripilazione, la pelle d'oca, tutta una serie di manifestazioni che si possono certamente definire di interesse clinico e quindi necessarie, bisognose di un intervento medico. È chiaro che da questa situazione il medico può sottrarre il tossicomane o somministrandogli in dosi scalari la droga e quindi a dosi sempre più basse progressivamente, ovvero controllando la sindrome con altri mezzi farmacologici. Al termine di questa sintomatologia, che può durare dai 5 ai 7 giorni, che comunque il massimo raggiunge entro i 3, il soggetto può essere definito guarito da un punto di vista di disintossicazione del suo organismo di quella droga di cui faceva uso. Però definirlo guarito nel senso che un soggetto ormai completamente recuperato alla comunità, certamente questo non è possibile. Già, il recupero. In questa sede non è possibile. L'aiuto del medico potrà curare il corpo del tossicomane solo magari nella fase acuta di una certa sintomatologia, ma la sua anima? Chi potrà curare il suo modo di essere di fronte a sé e al prossimo? Ci vuole altro. Anche nei casi tentati più di recente, comunque, sono assolutamente necessari degli ingredienti specifici. Prima di tutto una scelta di tipo personale e coraggiosa, poi la compagnia di qualcuno che sappia comprendere e che abbia al limite gli stessi problemi. Infine una casa, una qualche attività e una prospettiva futura. Insomma, quasi una famiglia alternativa, si intende, a quella che o non c'è mai stata o se c'era non funzionava. Un tipo di struttura come tentano di essere da qualche anno le comunità terapeutiche, che possono sorgere ovunque, anche con pochi mezzi, magari giovandosi dell'aiuto di ex tossicomani. Io sono un ex tossicomane e quindi è giusto che cerco di salvare qualche ragazzo che sta passando la mia esperienza, prima che sia troppo tardi. Se ci uniamo possiamo fare qualche cosa, solamente che la gente ha paura del problema droga e non si accorge che invece sta in tutte le case, in ogni famiglia, dalla più per bene alla più miserabile. Io sono appena 4 giorni che sto qui. Disegno, poi disegno delle cose che venderemo. Speriamo di vendere, che ci permetteranno di tirare avanti. Oltre ad essere un lavoro, mi piace molto, mi piace molto vivere insieme a questi amici. Tutti cercano i soldi, cercano una svolta e la cercano sempre sulle spalle di qualcun altro, mentre qui noi non abbiamo nessun interesse verso gli altri. Cerchiamo di stare bene tutti, un pacchetto di sigarette sono 20, noi siamo 10, sono 2 per 1. Mi piace, ma per il momento, visto che in pochissimo tempo che sto qui, non mi creo il problema del dopo. Sono sicuro però che dopo sarò molto più tranquillo. Eppure il problema del dopo esiste. Si può far finta di non vederlo. Al limite può anche aiutare a buttarselo dietro le spalle, ma prima o poi comparirà lo stesso. Per ora si sta con gli amici. 20 sigarette in società, i pomodori dell'orto, qualche lavoretto in economia, ma tutto ha un carattere precario e provvisorio. La vita è un'altra cosa. In the sky a bird was heard to cry. Misty morning whisperings and gentle stirring sound belie the deadly silence that lay all around. Hear the lark and hearken to the barking of the dog fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water, and the river of green is sliding unseen beneath the trees.
laughing as it passes through the endless summer, making for the sea. La vita è un'altra cosa, bella per molti aspetti, fatta di sole, di profumi, di innocenza, di tenerezza, d'amore, di carezze. Insomma, niente a che vedere con i cannabici, la cocaina o l'olio di hashish, che rappresentano però l'altra faccia della stessa medaglia. Due mondi che convivono, si scontrano e qualche volta si mescolano e si confondono perché nessuno dei due è troppo definito perché tutto questo non succeda. È la vita e basta, e guai a non capirlo. Guai ad abbandonarsi troppo ai sogni, alle fantasie, ai simboli che sono fallaci, falsi e ingannevoli. Sì, è vero, c'è chi li fabbrica questi simboli, li mette in commercio, ce li propina in 1000 salse e con tanti aromi. C'è stato sempre però, cambiavano solo le immagini, ma la trappola funzionava lo stesso. Ridimensionarli e semmai combatterli è un'altra faccenda, ed è cosa nostra, affidata al nostro equilibrio, alla nostra capacità. Qualcuno sostiene infatti che drogarsi non è una malattia, ma solo il sintomo di una incapacità profonda ad affrontare la vita così com'è. Bella e brutta insieme, magari per cambiarla, renderla più bella e più accettabile, lottando, soffrendo, misurandosi continuamente con la realtà. Rifiutarla, sfuggirla, nascondersi, spesso significa invece scegliere la morte. Mio fratello è morto meno di un mese fa. È morto dopo 18 ore di agonia per una puntura di morfina. Io dico queste cose perché spero che non capiti più a nessun altro ragazzo. È morto dopo 18 ore di agonia. L'avevano lasciato lì sul ponte Umberto. Era mattina a mezzogiorno. Quando lo hanno raccolto e lo hanno messo in un'autoambulanza e lo hanno portato all'ospedale, lui non ha nemmeno voluto dire che c'eravamo anche noi a Roma, non ha nemmeno voluto che noi lo sapessimo, perché si vergognava di farci sapere che aveva ricominciato un'altra volta, come tante volte, perché erano 14 anni che ricominciava. Aveva cominciato che era un ragazzo, era un artista, un pittore. Avevano cominciato a dirgli: prova, vedrai, farai dei quadri migliori, prova con una sigaretta. Vincenzo si è sempre ritenuto molto intelligente, molto più forte degli altri, ha detto comincio, e poi gli hanno detto prova a bucarti, vedrai, si va più avanti, è molto meglio. E lui è stato bravissimo, più bravo di tutti gli altri. Facevano una mostra per vedere che cosa si poteva produrre chiusi in una galleria per 7 giorni e 7 notti sotto l'effetto della droga. Lui era il più piccolo di tutti, è stato il più bravo di tutti a bucarsi. È uscito fuori che era praticamente già morto. La prima volta che è entrato in una bellissima clinica in mezzo a un parco, molto bello, voleva proprio uscirne, era ancora un ragazzo. E sono andati dentro a portargliela la prima volta. Quando sono arrivata al pomeriggio io ho visto quelle facce, ho capito che non ne sarebbe uscito. Poi è andato in Svizzera, poi è andato in Inghilterra. Poi l'hanno portato via con la camicia di forza una volta, e quindi è cominciato col manicomio e hanno provato in manicomio a disintossicarlo. Poi hanno cominciato ad arrestarlo e in prigione naturalmente andava molto peggio. E ogni volta quando stava in ospedale andavano dentro a trovarlo oppure andavano a casa. L'ultima volta che lo hanno arrestato è finito in prigione e poi lo hanno mandato al manicomio giudiziario di Aversa. E lui stava bravo. Si controllava perché diceva: se non mi controllo, se non sto buono, mi legano. E lui sapeva, aveva visto un sacco di cose. Era ridotto in un tale stato certe volte
che oltre a essersi bucato tutte le braccia e anche i piedi, si bucava in bocca, negli occhi, non aveva più pelle, era un ragazzo stupendo e adesso quando era morto lì nella sua bara non aveva più i denti, non aveva più i capelli, era un rudere, completamente ridotto uno straccio. Non erano le 18 ore di agonia, erano tutti questi anni, erano tutte queste cose. E ogni volta che moriva uno dei suoi amici, ne sono morti tanti, lui diceva: a me questo non capita, io sono più forte, io sono più intelligente, a me non può capitare. A lui non poteva capitare. E la roba te la danno sempre, te la vengono a dare dappertutto, te la vengono a dare in ospedale, poi diventa una specie di malattia. Loro stessi forse ti dicono: prova, se sei triste, se sei giù di morale, perché prendi un tranquillante, perché non provi a fumare una sigaretta. Quello che mi fa ancora più spavento è che quando lui era lì nella bara con quella faccia tutta distrutta, venivano i suoi amici fumando le sigarette e facevano i discorsi intelligenti dicendo: beh, però l'alcol lo si può bere, però le sigarette, perché le sigarette alla marijuana non sono liberalizzate. Vi dico tutto questo perché penso perché non vorrei vedere altri ragazzi finire come mio fratello. Io ho 2 figlie. Ci sono tanti bambini, vorrei che non capitasse più, capitasse più che dei ragazzi finissero in questo modo, perché bisogna sentirle queste cose giorno per giorno, capire per quanti anni tutti ci provano e non si riesce a smettere, perché è inutile cominciare, perché si comincia e non ne si esce più. Mio fratello pensava di uscirne, io penso che gli altri ragazzi debbano sentirle queste cose, io penso che forse, spero che le mie figlie non lo facciano mai di cominciare a fumare una sigaretta, perché hanno visto loro zio in che stato era, come è andato a finire piano piano, ecco, perché non bisogna cominciare, perché lui era intelligente eppure non è riuscito a smettere. Vincenzo era bravo e intelligente, non è riuscito a venirne fuori lo stesso. Perché dal tunnel della droga solo qualcuno ha la fortuna di uscire.